amici Soft Gunner e benvenuti a questa nuova puntata di YouPorn's Got Talent. No, Lego, hai detto YouPorn's Got Talent. Ma ho detto YouPorn's Got Talent? Sì. Ok, rifacciamo. Salve a tutti amici Soft Gunner e benvenuti a questa nuova puntata dell'angolo del Soft Gunner. Seconda puntata, mese di Giugno. Allora, abbiamo già visto che comunque l'angolo sta andando bene, abbiamo visto che la gente commenta, partecipa, Ci siamo molto segue. contenti, anche nella nostra pagina Facebook abbiamo visto che il sondaggione di Logan Porco Can Ha avuto un esito positivo. va a bombazza, quindi io direi che possiamo partire subito con le premiazioni. Esattamente, così Allora. togliamo un po' la spina, insomma, Gas, l'aneddoto della scorsa puntata riguardava gli ingaggi a meno di 5 metri, proprio così. Quindi io direi che possiamo andare con la premiazione di prima, di chi? Del commento più bello o del commento più divertente? Ma prima Teniamo un po' in suspense esatto, il vincitore della maglietta, che è questa che vedete attualmente. Esatto, che La sfoggiamo. Non so, dietro non ve lo faremo vedere. Vabbè, ma comunque sarete andati a vederlo sicuramente sulla nostra pagina sulla nostra Facebook. pagina Facebook. Allora, partiamo col commento più divertente che sì. Allora, attenzione, rullo di tamburo. Il vincitore del commento più divertente della prima puntata dell'angolo del Soft Gunner stagione 2 è XDepenta98 con il commento che ci scrive: per la situazione di gas 2 punti, per me è la cipolla. Poi non so. Non ha senso. Non ha senso e per Però- questo sei stato premiato. Vabbè, è un commento a cazzo. Comunque ragazzi c'erano pochi commenti divertenti, potete lavorare. State andando sul serio. State diventando troppo perché stiamo diventando troppo seri noi e anche loro. Sì, si esatto, stanno- ci stiamo troppo commercializzando. Pessimi. Vabbè, andiamo con il pezzo forte. Quindi musica un po' Da suspense. Luci suffuse non possiamo farlo. Esatto, perché purtroppo la nostra tecnologia. queste abbiamo. Questa Non ce lo permette. E non ce lo permette. On, off. Allora, il commento più bello, che chiaramente è stato deciso da noi tre. Ce ne sono arrivati veramente tantissimi. Dei bei commenti anche sostanziosi, non i soliti commenti da 1-2 righe, ma 4-5 righe e intelligenti anche. Ce n'erano veramente tanti e è stato anche abbastanza difficile Sì, eravamo indecisi metterci fra un po' d'accordo di- perché tutti e tre avevano il loro preferito, opinioni diverse, quindi adesso vediamo. Ok, io direi che può partire il rullo di tamburi. Il commento più bello della prima puntata dell'angolo del Soft Gunner lo si aggiudica. Vuoi leggerlo tu, Gas? Ma perché? Sei uno stronzo? Sei uno stronzo? Perché io dico attenzione. Silvino Teifi. Bravo Silvino Teifi E complimenti, ti porti a casa la maglietta, ma sentiamo il commento. Il nostro caro amico Silvino Teifi ci scrive: io non capisco chi si lamenta e comincia a sbraitare come un orango quando viene colpito. Se pratichi questo sport, sai benissimo a cosa vai incontro. È un gioco in cui ci si spara addosso dei pallini, quindi può capitare benissimo che arrivino dei colpi in parti del corpo più dolorose. Certo, chi spara cerca sempre di non fare male, ma può capitare. Si chiede scusa e si va avanti. Se non avete voglia di prendere palline addosso, limitatevi a raccogliere la margherita la domenica. Complimenti ancora a Silvino Teifi, Bravo. che ricordiamo si porta a casa la prima maglietta dell'angolo del Soft Gunner, Proprio così. la prima in assoluto. Consigliamo di iscrivere sull'account di YouTube e poi... Oppure contattaci sulla nostra pagina Facebook con classici PM per darci praticamente l'indirizzo di dove spedire, se no che te la mandiamo. resta a casa. Se no resta a casa e gliela daremo a un balordo, al postino. Andiamo al postino. Gliela daremo al postino. E magari consigliamo, appena arriva la maglietta, di farsi delle foto e pubblicarle sempre sulla nostra pagina Facebook per... Ci farebbe molto piacere. Esatto, insomma, un lato positivo. Bene amici da casa, questo mese porto io l'aneddoto dell'angolo del Soft Gunner. Durante la mia carriera da Soft Gunner medio, mi è capitato di partecipare a delle tappe di campionato e sono rimasto molto sorpreso dalla quantità di agonismo che c'è in questo tipo di manifestazioni.
Mi piacerebbe sapere anche da parte dei miei colleghi la loro opinione su questo tipo di agonismo. Cosa ne pensate di questo tipo di tornei, di di manifestazioni. manifestazioni? Vai, posso. Beh, a mio avviso i tornei e comunque le tappe di campionato che servono a accumulare un punteggio per una classifica finale, quindi tutti i tornei a classifica, portano nel software una delle caratteristiche, a mio avviso, più belle, almeno negli anni precedenti portavano il classico agonismo che spingeva la gente a dare il meglio. a dare il meglio di sé, ma anche a prepararsi al meglio, cosa che comunque in altre manifestazioni, come può essere, che ne so, o una manifestazione open o anche una milsim, non escludono Certo. il fatto della preparazione. Sì. Ma ancora di più questo si evidenzia in una manifestazione come può essere appunto la tappa di campionato. Quindi se vogliamo prendere l'agonismo e la competizione come un aggettivo positivo da dare a queste manifestazioni, io sono pienamente d'accordo e consiglio a tutti di fare un'esperienza del genere. Ovviamente, come in tutte le cose, c'è anche un estremo, ovvero se l'agonismo viene portato a livelli un po' troppo elevati, dove entrano in gioco magari anche comportamenti aggressivi o comunque dove non si gioca più a software sostanzialmente, ma si va ad impuntarsi su un regolamento e si cerca di giocare con il regolamento e non più al software, ecco, io non sono d'accordo a questo frangente dei tornei a Ma se classifica. posso essere sincero, personalmente, a me le tappe di campionato non danno l'idea di software, ma danno l'idea di orienteering. Perché, cioè, a me è capitato, no, è vero, Gas, perché Sì, a no. me è capitato di vedere squadre che partono la mattina e dalla mattina alla fine del torneo, alla sera, non fanno altro che camminare. Andare da una parte, da 3 km a 6 km da una parte, prendi un di waypoint, vedi una contro, scappi perché sennò perdi i punti. Cioè, non è software per me questo. No. Per me questo è orienteering con un fucile in mano. No, in un SG in mano. effetti hai pienamente ragione. Infatti, se guardiamo attentamente anche l'equipaggiamento di quelli che vanno a fare tornei del genere, sono il più leggero possibili. Hanno la persona, fra virgolette, che porta il più peso, dove c'è uno zaino, dove magari c'ha dei ricambi e altro, e gli altri sono super leggeri, 2-3 caricatori, il sacchetto di BB, 2-3 barrette energetiche e via, cioè proprio leggerissimi. Infatti, perché devono coprire delle distanze molto elevate, anche dei dislivelli alcune volte che mi chiedo come cavolo facciano a percorrere, perché sono effettivamente costretti a fare in quelle 6 ore, o li fai tutti o non arrivi prima. In più, se devi fare tutti gli obiettivi, ovviamente li devi fare tutti correttamente, quindi devi sapere anche fare un ingaggio, insomma, e la maggior parte, che mi sono accorto io, la maggior parte delle SG hanno tutte quante ROF molto molto elevati, proprio per saturare il più possibile. Non hanno ROF come le nostre SG classiche, che Sì, è tutta gente con SG poppate. esatto, preparate. preparate, non ovviamente, cioè gente che va a fare tornei come questi qui di campionato sicuramente non è un software actor o un run actor. Poi Sì, ma vedi, cioè, allora vedi, si discosta proprio dal software, perché software cos'è? È simulazione di Un gioco tattico. un gioco tattico. Cioè, io non vedo nessuna simulazione all'interno di un torneo come questo. no, perché arrivi, spari, fai l'obiettivo e dopo vai subito all'altro obiettivo correndo perché devi correre. Poi condizioni meteo alcune volte sono di poco allucinanti. E dopo un'altra cosa che vorrei portare alla luce è che le squadre che partecipano sono estremamente legate al punteggio. Questo cosa comporta? Che prendono il regolamento veramente alla lettera e c'è sempre qualcosa da ridire. E in alcuni casi, scusa se ti interrompo, alcune squadre
hanno la regola, fra virgolette, o il detto, quello che non c'è scritto nel regolamento non si può fare. E purtroppo questa cosa succede magari anche in svariati no obiettivi, ma in svariate manifestazioni, quindi in svariati tornei. Quello che non c'è scritto si può fare. Sì, però, cioè, ragazzi, non è, Sì. non è software questo. Senza perché- usare il buon senso a volte. Sì, proprio drastici, cioè nel senso, se non c'è scritto che non si può usare l'auto per spostarsi da un posto all'altro, io lo posso fare perché sul regolamento non c'è scritto anche su queste cose. Sì, qua. sono sempre quei classici punti che... Cioè, non c'è più rispetto, non c'è l'onestà No, effettiva che è la no, base c'è semplicemente io voglio arrivare primo. per portarsi a casa la coppetta per mangiare dentro il gelato dalla coppa del nonno. Vabbè, comunque questa è la nostra opinione, insomma. Sì, diteci la Ci vostra. piacerebbe sapere anche l'opinione vostra, quindi se volete lasciarci un commento di cosa ne pensate voi del troppo agonismo nei tornei, ma nei tornei in generale. Noi abbiamo parlato delle tappe di campionato, ma poteva essere un qualsiasi altro torneo, l'agonismo in generale nel soft air. Sì. Pro e contro, sarebbe bello che anche voi da casa ci Date la vostra date opinione. la vostra opinione. Ricordiamo ragazzi che queste sono opinioni Personali. personali. Cioè, io ho pensato così, il boss l'ha pensato colà, lega un altro, quindi Tengo a precisare, onde evitare casini. e spiacevoli inconvenienti. Esattamente. Per non dire altro. Partiamo con una rubrica nuova, ossia Love Gun Porco Can, dal gran nome che ha avuto un gran successo, devo dire. Sì, stranamente un gran successo anche sulla pagina Facebook. Ci hanno fatto i complimenti e Beyoncé ci ha chiamati e ci ha detto bellissima rubrica. Attenzione. Vuole partecipare prossimamente. Quindi Beyoncé approva. Cercheremo di trovargli un buco dentro. Anche detta così, trovargli un buco, io saprei benissimo dove cercarlo. Ok, Anche dai. volentieri, so già, Cercate di capire. so già dove mettere le mani e anche qualcos'altro. Va bene, comunque, Banda alle ciance. bando le ciance e ciancio le bande, come dice il nostro caro amico. E... ciao Doc. Allora, la scorsa puntata i fucili, le SG per la precisione, i modelli di SG che avevamo portati erano lo Scaracca per Bossolo, Sì. il tuo L'AUG. schifosissimo AUG A3 Però per fortuna qualcuno l'ha votato. e lo stampellone L85. Ovviamente. Facciamo i complimenti a chi ha votato l'AUG che meritava. Sì, è veramente disperato come Andate a far culo tutti e due. Ok. Abbiamo visto che comunque ha avuto successo. Ha avuto successo, c'è gente che ha votato e quindi andiamo con la classifica. Quindi all'ultimo posto, casualmente, troviamo l'AUG. Grazie. Siediti, se no vai fuori dall'inquadratura, grazie. No, non sono andato. Troviamo l'AUG A3 che purtroppo non piace al suo gunner medio. Mi dispiace. A me piace, ti avevo detto che era bello. Metti le mani giù. Al secondo posto, purtroppo secondo me è stato poco valutato e vedrete che un giorno ve ne pentirete quando il mondo verrà invaso dagli L85. Sempre pull la DL85 in giro. Comunque ringrazio tutti quelli che hanno votato, che sicuramente avranno votato solo perché sono miei grandi fan. Vabbè, comunque, il primo posto Primo posto. si aggiudica lo Scaracca. Indubbiamente. Così allora. Ha E tengo a avuto- precisare che non abbiamo detto che è americano, abbiamo detto che è in voga nell'esercito americano. Esatto. Ma perché c'è stato subito i commenti, non è americano, sappiamo benissimo che non è americano, sta americano. Abbiamo detto che era adottato, che è stato stato. È stato adottato. votato dalle forze americane. Quindi ragazzi, prima di scrivere i commenti dei ascoltate bene il video, grazie. Allora, questo mese abbiamo portato delle altre SG un po' particolari. Ho portato una che sarà il cuore di questa rubrica. Attenzione, dai, chi è che parte? Parte boss. Parto io. Per par condicio, dato che l'altra volta ho portato un SG del blocco statunitense, questo giro porto un SG adottata nel terzo mondo. Ah, beh, sì, effettivamente è molto in voga in quei territori un po' angusti. Ovvero l'SG replica dell'arma adottata nel terzo mondo. Sì, esatto, perché nel terzo mondo di solito non comprano l'SG. No, esatto. Comprano. Costano meno le armi vere. Esatto, probabilmente. Perché non ci sono commercianti. Non c'è GM nel terzo mondo. No, c'è il
mercatino Safari, vero. C'è il classico Safari, a posto che Safari. il signore della guerra che Smercia, con la maglietta di safari. Vabbè dai, Bene. dici che è modello Beh, SG. tutti penseranno è la K47, in realtà è Sto no, cazzo. no. È troppo banale. Eh. Ragazzi, noi portiamo cose un po' sciccherie. Ciccherie che non... Vabbè, Vai, In dai. questa puntata io porterò il G3. Beh, Vedrete. Che è bellissima SG. Vedrete. In voga da milioni di anni. Fatta da milioni e milioni di marche. Neanderthal combatteva con il G3. sì, perché lanciava i caricatori. Lo usava come clava. No, vabbè, una bella SG replica della Clock. Sì, quella roba lì, sì, più o meno. Quella roba là che è tedesca. Sì, bella. Dato che prendete in giro, sentiamo le vostre SG gas. Faccio io. Che SG hai portato? Beh, questa mi piace effettivamente, un SG che volevo fare un acquisto, era il SIG 551 compatto, una bella SG, mi piaceva la forma che aveva, il calcio che è ripiegabile, secondo me è un bel fucile, compatto, Bello cazzo. vabbè fanculo. Svizzero? No! Novi. No, vabbè, sì, SIG. Mi piace o non piace? SIG è un. A crocco ancora. A crocco. Cazzo. No, penso che no, il tuo è a crocco! il mio sia più a crocco di tutti, perché signore in questa. Io invito a votare assolutamente Il suo. la sua SG. Allora ragazzi, questo mese il buon Lego, come l'altra puntata, il buon Lego vi porta un SG Bullpup, anche questa volta. Bellissimo. E purtroppo le SG Bullpup non sono molte e ci sarà anche un motivo. Saranno 2 o 3. Quindi questa volta, l'altra volta avevo portato un fucile britannico, questa volta invece porto un fucile israeliano, ossia il Tavar, signori, ossia o Tar 21 o come dir si voglia, insomma. Questa specie di fucile A crocco. Non puoi dire. Future Weapons, no, che hanno fatto anche la puntata su Future Weapons Vero. del Tavar, e il cui pelatone insomma da software c'è solo una marca che lo fa. Sa il fatto suo, C'è solo una marca che se non sbaglio è la Ares o qualcosa Sì. del genere. Dovrebbe essere Sì, proprio male. sì. Full plastic, bello, insomma. Bellissimo. Sì. Votate signori, Il TAR 21. TAR 21 ho detto Tavor. Gas, vuoi fare un annuncio per vedere se vincerà mai il SIG 5? No, ho già capito che su questa rubrica non vincerò mai. Perché diamine, non ne so. Magari un giorno quando porterò qualche bella SG, magari qualche sciccheria, non bisogna tirare fuori subito le belle carte dell'inizio, ragazzi. È vero. Quindi Beh, anche noi stiamo tirando fuori di Beh, queste insomma, carte, oh! lo Scaracca Beh, lo Scarac è una buona carta. Bossolo ha un po' barato, è andato subito col- perché si vede che voleva fare subito il ragazzetto che arriva per ultimo e batte i due anzianotti. Si gioca l'asso nella Si mano. gioca la e mano dopo rimane senza carte in vince mano. e vince la prima puntata. Attenzione perché io sono sicuro che questa puntata vincerò. Se votate, cioè, avete capito che... Io ti voto. Vai, Anch'io mi voto. Ok. I 2 voti da annullare nella pagina Facebook va benissimo. Anch'io mi voto, quindi ragazzi mi raccomando, votate il Tavor. Bene, io direi che Per queste picchiate abbiamo finito. possiamo chiudere qui questa paccata di video. Sì, è abbastanza in pacca per una volta. Dai. Beh, ma l'angolo si sa, è così l'angolo. È divertente. È divertente perché È una vaccata. è una vaccata. È abbastanza tutto improvvisato. È una prerogativa Dell'angolo. Cioè fare le cose in vacca. Cioè si è seri durante l'aneddoto e poi durante tutto il resto del video Viene buttato. si può sparare cazzate a go go. Bene, quindi io direi che possiamo chiudere qua. Sì. Qui da Lego, Gas e Postolo per Sottete Fia è tutto e alla prossima puntata. Ciao! E Leo, abbiamo fuori qua una che aspetta per il provino, quello di YouPorn Got Talent. Posso mandarsela dentro? Sì, manda pure dentro. Gaetano, mandamela pure dentro.
Sì, cioè, le zinne vanno bene, ma il cazzo era meglio se lo lasciavi a casa. Oh mio Dio! Cioè, ma ve ne rendio conto?